ovviamente abbiamo già vissuto le 2 gare del campionato italiano, autostoriche, ma un weekend contrassegnato anche dalla presenza dell'ACI Storico Festival nella giornata di ieri, che ha animato le attività del paddock qui di Varano, il tracciato intitolato a Riccardo Paletti, una tappa storica anche per quanto riguarda l'Alfa Revival Cup, che però, come il campionato italiano autostoriche, mancava qui dalla stagione 2022, quindi dopo 4 anni torna all'interno del calendario, un calendario che vedrà poi la parte centrale della stagione a Vallelunga e anche la tappa internazionale fuori dal confine italiano, quella di Spa-Francorchamps, un'altra pista indubbiamente storica, e il round finale a Misano. Il numero 1 portato in pista da Peter Bachhofen e Dario Inelder, la coppia che è andata a conquistare il titolo 2025, deve però cercare di riscattarsi da un weekend complicato in quel del Mugello, una tappa in cui Davide Bertinelli è andato a conquistare la vittoria per quanto riguarda la periodizzazione del gruppo GHI, perché una delle novità di questo 2026 è proprio la suddivisione in 2 classi differenti rispetto alle vetture più recenti e invece le vetture più storiche che sono all'interno del gruppo EF, un po' come accade anche all'interno del campionato italiano autostoriche, tant'è che comunque questa serie condivide poi anche parte del programma del regolamento tecnico proprio con la serie di AC Sport, e quindi spesso vediamo anche tanti dei protagonisti del campionato nazionale all'interno dell'Alfa Revival Cup dare lustro anche al marchio Alfa Romeo. E quindi dopo il round del Mugello la vittoria di Bertinelli con Monguzzi, mentre Bertinelli, che ha conquistato la pole position questa mattina con soli 109 millesimi di vantaggio sulla coppia composta da Massimo e Marco Guerra, che scatterà in prima fila, le Alfa GTAM assolute protagonista già da questa mattina, mentre la Sprint GTA di Massimo e Marco Guerra prova a ottenere la vittoria dalla seconda posizione di partenza, e principali protagonisti già al Mugello, mentre la vittoria nel gruppo EF, nel periodo EF, la prima divisione per praticamente con il primato condiviso in classifica, quota 10 punti da Giampaolo Benedini, Bruno Ferrari ed Emanuele Morteo, secondo ovviamente anche di quelli che sono i coefficienti di punti, perché ovviamente non c'è solamente il sistema di punteggio, ma anche presente il coefficiente che va a variare in base a quella che è la vettura di provenienza e anche alla pista, perché ad esempio Spa-Francorchamps avrà un coefficiente maggiorato all'interno del calendario e sarà dunque una tappa fondamentale in ottica stagione 2026. Parte il giro di formazione qui da Varano, 2350 metri e un totale di 14 curve, 6 a destra e 8 a sinistra, tracciato intitolato dal 1983 alla memoria di Riccardo Paletti, pilota scomparso a Montreal in occasione della tappa di Formula 1 un anno prima, nel 1982. È una pista davvero tecnica e tortuosa, che può andare a esaltare anche i vari stili di guida dei piloti in pista, nonché anche le differenti caratteristiche tecniche tra le vetture. Le ultime modifiche avvenute nel 2010 alla curva intitolata AGX, curva 9, con i 2 chilometri che sono stati raggiunti nel 2002, un progetto che però era già presente da anni addietro, ma è stato poi completato solamente nel nuovo millennio. Ha ricevuto anche la licenza per ottenere competizioni FIA e un tracciato che presenta un lieve dislivello, circa 100 metri di dislivello, davvero impercettibile in realtà dalle telecamere esterne. Curva 1 è il punto più basso del circuito, curva 11 l'ingresso di fatto l'ultimo settore dopo la X, curva 9, la 10 e la zona del ferro di cavallo, il punto più tortuoso del tracciato, il punto più alto della pista. L'ultima chicane che stanno per affrontare i piloti, 16 protagonisti di questo weekend dell'Alfa Revival Cup qui da Varano, curva 13 e 14, per riportarsi sul rettilineo principale della durata di 400, della distanza di 467 metri, il punto dove cercare sorpassi, così come in ingresso di curva 3 e curva 4, principalmente il primo settore, quello più congeniale proprio
per le manovre di attacco. E parte così, allora partono i 60 minuti di gara dell'Alfa Revival Cup con Bertinelli dalla pole position e Marco Guerra che invece dovrebbe essere al volante per questa prima parte di gara. Interessante vedere come Massimo Guerra, Marco Guerra, Franco Mischis e Giovanni Serio si siano praticamente scambiati gli equipaggi, perché tutti e quattro sono stati protagonisti poco fa delle gare del campionato italiano autostoriche, con Mischis e Marco Guerra che hanno vinto la gara del primo raggruppamento. Invece sono stati Massimo Guerra e proprio Giovanni Serio a salire sul podio per quanto riguarda il terzo raggruppamento, ed è subito battaglia lì davanti con proprio Marco Guerra che si fa vedere nella zona delle S, prova però a tirare la staccata qui alla X, proprio Bertinelli che rimane dunque davanti. L'incrocio di linea in questa prima fase di gara accesissima dopo l'avvio, la partenza lanciata, un primo settore che ha visto Bertinelli primeggiare, poi invece nel tratto del settore centrale Marco Guerra si è fatto vedere nei confronti del leader della corsa. Differenze chiaramente anche tra queste due vetture: da una parte abbiamo la GTA M di Davide Bertinelli, dall'altra invece la GTA Sprint per la coppia della famiglia Guerra. Invece buona partenza, buono spunto sicuramente per Peter Bakofen in questo primo giro di gara, con Alfa Delta che al momento va a completare 2 delle 3 posizioni sul podio. Nel mezzo il team Carrera per Marco Guerra che va a saltare qui in maniera vistosa sul cordolo della parabolica, indemoniato in questa prima fase di gara. Marco Guerra non ne ha avuto abbastanza dai minuti di gara del campionato italiano autostoriche, vuole continuare ad essere lì davanti a tutti anche nella tappa dell'Alfa Revival Cup. Addirittura dall'esterno della chicane di curva 3 di curva 4 e 5 va a completare la manovra di sorpasso per portarsi al comando. Non può nulla nella difesa Davide Bertinelli, sembra davvero nettamente più veloce nel settore centrale Marco Guerra. Si riavvicina poi in uscita curva Davide Bertinelli, una differenza che abbiamo già notato, apprezzato comunque nella gara del Mugello, con Marco Guerra che ha potuto approfittare di una vettura un po' più agile in termini del tratto misto, mentre le GTAM che vanno a primeggiare in termini di velocità di punta, con però questa caratteristica che viene un po' meno rispetto al Mugello qui a Varano, chiaramente degli allunghi di minor durata rispetto al chilometro di rettilineo del tracciato toscano, che ha aperto le danze a questa stagione 2026. Invece un gradito ritorno quello di Varano, in una sorta di casa per il mondo Alfa Romeo, perché ricordiamo che qui è stato fondato e istituito da Andrea De Adamic in collaborazione proprio con Alfa Romeo, uno dei primi centri di guida sicura in Italia. Proprio De Adamic è considerato effettivamente il padre fondatore di una tematica importante che continua ad essere sviluppata proprio dalla federazione nazionale, da C-Sport, per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale, e Alfa Romeo che proprio è un vero e proprio baluardo qui del circuito, situato nel cuore della Motor Valley. Siamo nel comune di Varano de' Melegari, non lontani dalla città di Parma, circuito che sorge praticamente a fianco al torrente Ceno, anche per dare una sorta di fotografia a livello geografico del tracciato di Varano, che chiaramente è assente dopo 4 stagioni, torna invece ad essere protagonista nel calendario dell'Alfa Revival Cup. Proprio lo stesso De Adamic, che con la Giulia Sprint è stato per 2 anni pilota ufficiale di Alfa Romeo, cui va sempre un grande ricordo. E Marco Guerra, che in questo momento è in testa alla classifica con i 2 secondi e mezzo di vantaggio su Davide Bertinelli, 1:17.8 il giro più veloce di Marco Guerra contro il 19.2 invece di Davide Bertinelli. Continua a martellare al comando, bello vedere saltare qui invece nella zona del settore centrale sui cordoli della seconda S, la più rapida del circuito. Poi posizionati anche gli anti-cut
all'interno della curva X. Come detto, l'ultima modifica effettuata proprio a Varano nel 2010 nella curva intitolata invece al campionissimo belga, con l'inserimento anche di questi panettoncini che vanno a evitare il taglio aggressivo delle vetture anche nelle varie chicane. Intanto ha già iniziato le fasi di doppiaggio davanti Marco Guerra, che continua però ad allungare su Bertinelli, questa volta guadagnati soli 7 decimi perché nell'ultimo settore ha trovato un po' di traffico e dunque ha alzato un po' i tempi in 1.18.1 contro però il 18.8 di Bertinelli. Hanno già fatto il vuoto i primi due rispetto al campione uscente Peter Bachhofen con la vettura numero 1, segnalato in terza posizione a 8 secondi di ritardo da Bertinelli e 11 dalla vetta. Continuano i doppiaggi chiaramente per Marco Guerra. Andiamo a dare un'occhiata anche a quella che è la situazione nel periodo della prima divisione con il gruppo EF, che vede la vettura di Francesco Pantaleo, la Giulia Sprint GTA davanti alla gemella di Franco Mischis, vettura numero 16 e 125 rispettivamente, settima e ottava posizione assoluta, quindi ottimo riscontro anche a livello assoluto per queste due vetture più datate. Invece Bertinelli dopo la pole position è stata davvero una sessione serrata anche in qualifica questa mattina, perché le prime 3 posizioni separate da meno di 2 decimi invece ha sofferto un po' Bachhofen con Inelder, che è scattato però dalla quinta posizione e subito è stato protagonista con Bachhofen di un grande avvio, portandosi lì in zona podio, cercando chiaramente il podio dopo la sfortunata tappa del Mugello che li ha portati solamente al settimo posto in classifica con 7,5 punti. Ovviamente trovate tutte le classifiche sul sito dell'Alfa Revival Cup. Dove c'è anche una bellissima gallery dei passati eventi, ritrovate anche proprio l'ultima apparizione qui a Varano del 2022. In quel caso ci fu anche la pioggia e condizioni abbastanza avverse, evento che fu di fatto nella seconda metà della stagione a fine settembre, tra il 31 settembre e il 1 ottobre. Invece appuntamento come secondo round del campionato qui nella prima settimana di giugno. Un bel clima, un bel cielo ad accompagnare i piloti in questa giornata di gare perché chiaramente all'interno del programma domenicale c'è anche il ritorno in pista dell'RS Cup e della Coppa Clio Italia, campionato italiano autostoriche che abbiamo citato in precedenza, e l'Alfa Revival Cup che va ad aggiungersi al programma tra le serie partner di PNK, campionato promosso ovviamente da Canossa Events. Qui siamo invece con Barbolini che insegue la vettura di Fred Arve Monsen, lotta per la quarta e la quinta posizione. Tra i ritorni in pista in questo fine settimana da segnalare proprio quello di Francesco Pantaleo, che andrà a dividere la vettura con Benedini per la seconda metà di gara. Benedini è stato proprio tra i protagonisti dell'appuntamento del Mugello nel periodo EF, e poi anche Stefan Rollwagen che si aggiunge a Fabrizio Zamuner sull'Alfa Giulia Sprint GTA del team Alfa Delta numero 188. Da segnalare anche il duplice impegno invece in macchina per Alessandro Morteo, presente sia sulla vettura numero 10 con il fratello Emanuele che sulla vettura 326 di Lorenzo Moramarco. Sono ben 6 i piloti rispetto ai 16 equipaggi che andranno a correre in solitaria durante questa giornata, tutti 60 minuti di gara. Invece qui c'è battaglia ferri corti tra Monsen e Barbolini, con Monsen che però deve riaccodarsi alle spalle
di Carlo Barbolini a ridosso del podio. Quarta e quinta posizione sono distanziati rispetto a Bachhofen di circa 3 secondi e mezzo. Eccolo qui, proprio la vettura numero 1 poco più avanti in percorrenza della prima S, curva 4 e 5. Dopo i primi 10 minuti di gara, dunque, abbiamo Marco Guerra al comando che cerca di scappar via rispetto alla vettura partita dalla pole position di Davide Bertinelli. 19-6 contro il 19-7 di Bertinelli, quindi un distacco minimo, mentre Bachhofen ha registrato un 22-0. Invece Monsen e Barbolini, che si danno battaglia, aumentano ancora i loro riferimenti sul cronometro, ma rimangono più veloci rispetto a Mattias Kreber. Eccolo qui Bertinelli con questa livrea giallo ocra che cerca di rimanere a distanza ravvicinata rispetto a Marco Guerra, anche perché sappiamo che proprio Marco Guerra è un po' la punta di diamante dell'equipaggio numero 306, e quindi la possibilità con Bertinelli, che invece rimarrà in macchina e quindi sarà anche, tra virgolette, caldo per la seconda metà di gara, non dovrà cercare confidenza con la vettura una volta uscito dai box, la possibilità di riavvicinarsi alla vettura in testa al momento di Marco Guerra, con il team Carrera, la compagine di Tony Carrera, il supporto anche della compagine di Motor in Motion, compagine friulana, per la preparazione di questa Alfa Giulia Sprint GTA, a numero 306 nello specifico, per la coppia della famiglia Guerra. Spirito di famiglia che contraddistingue anche il paddock dell'Alfa Revival Cup, con in questo momento invece i fratelli Morteo che si trovano in 13ª posizione assoluta, ovviamente però all'interno del gruppo della prima divisione del periodo EF, che vede sempre Pantaleo al comando su Franco Mischis, 1.24.4 contro il 23.2 di Mischis, che dunque si riavvicina, solo 1 secondo e 8 la vettura numero 125 alle spalle di Pantaleo, che dunque prova ad avvicinarsi. Qui invece abbiamo proprio Alessandro Morteo con la Giulietta, le due Alfa Romeo Giulietta di Morteo e Moramarco in questo momento, che chiudono la classifica. Tra poco si aprirà anche la finestra per effettuare il pit stop dopo i primi 20 minuti di gara. Qui siamo con Fabrizio Zamuner all'inseguimento di Franco Mischis, che a sua volta all'inseguimento di Francesco Pantaleo. Chiaramente per Zamuner però una lotta in diretta con la propria Alfa Giulia Sprint GTA, ma di un periodo più recente rispetto alla vettura di Franco Mischis. Ottava posizione per Mischis, nono invece Fabrizio Zamuner, che transitano sul traguardo. Andiamo dunque a dare un'occhiata anche ai tempi: 24.4 per Pantaleo, 23 ancora per Franco Mischis, anzi ha abbassato in realtà Pantaleo in 23.8, si è aggiornato adesso il monitor e dunque fotocopiato il riferimento di Franco Mischis. Zauner più veloce, 23.0, si è avvicinato alla coppia di testa del periodo EF, invece davanti Guerra continua a martellare sul piede dell'1.18, continua a guadagnare su Davide Bertinelli in vetta alla classifica. Ed eccoci con le immagini
A seguire invece una lotta ravvicinata per la prima posizione del periodo EF. Qui ci si prepara già i box in attesa del pit stop che avverrà a breve. Piloti già pronti con tuta, casco, balaclava e sistema ANS. E un nuovo passaggio sul traguardo per Francesco Pantaleo davanti a Franco Mischis, che a sua volta però ha un po' di pressione nella presenza di Fabrizio Zamuner, che per alcuni tratti di gara sembra essere nettamente più veloce rispetto a Franco Mischis. Questo potrebbe andare anche a spezzare un po' il ritmo del duo di testa della prima divisione. Ci prova adesso proprio Zamuner, incrociando la linea qui in uscita dalla parabolica. Esce di traverso Franco Mischis, che deve indirizzare la vettura verso sinistra per effettuare anche il doppiaggio, completato anche dallo stesso Zamuner. Ingresso invece alla prima S, aggredendo tutto il cordolo di sinistra, e poi Mischis che esce invece nella zona del cordolo esterno. Qui si segue dai box Alfa Delta, una compagine di riferimento anche nella classifica squadre nelle ultime stagioni, e qui il sorpasso completato da Zamuner all'interno della curva intitolata JX. Dunque sale in ottava posizione Fabrizio Zamuner e adesso si lancia all'inseguimento di Francesco Pantaleo, cercando di togliersi dallo scomodo di essere nel mezzo anche della battaglia per il gradino più alto del podio del periodo EF. Approfittato però Pantaleo per guadagnare qualcosa in questa battaglia che ha ingaggiato proprio Zamuner su Franco Mischis. Vediamo l'ultimo giro proprio di Francesco Pantaleo, 1:23.786, 24:2 per Zamuner. Comunque, nonostante il sorpasso, è un gran andare. E invece continua qui ad uscire di traverso la vettura di Franco Mischis, sta spingendo comunque per rimanere proiettato lì in zona primo posto. Invece davanti era stata una prima gara al Mugello che aveva visto un gruppo compatto al comando. Questa volta Marco Guerra sta sfruttando le caratteristiche della propria vettura per, che ovviamente anche il suo talento, per provare ad acquisire un margine di sicurezza prima del pit stop. Vedete anche come le vetture vadano a schiacciarsi nella parte posteriore qui nel tratto misto in uscita dalla 12 e poi verso l'ultima chicane della 13 e della 14. Eccolo qui Zamuner che ha raggiunto la vettura di Francesco Pantaleo e adesso sarà proprio la volta di quest'ultimo difendersi da Fabrizio Zamuner con questa Giulia Sprint GTA, una vettura della metà degli anni 60, prodotta da Alfa Romeo dal 65 al 67. Particolarità a livello tecnico che sono stati risparmiati 200 kg a livello di peso rispetto alla Sprint GT, grazie a una importante lavorazione sui materiali che hanno permesso dunque un incremento delle performance dovute al peso della vettura. Qui invece la battaglia tra le due Giulietta, che viene interrotta dal passaggio e dal doppiaggio di Zamuner, che ne approfitta così per passare all'interno in un punto sicuramente inusuale per i sorpassi. Completa la manovra su Francesco Pantaleo e dunque si ristabilisce anche l'ordine per la classifica del periodo EF, perché adesso sono in successione Pantaleo e Mischis in ottava e nona posizione assoluta,
da effettuare però il doppiaggio anche per Franco Mischis, completato così in uscita dalla nuova variante che porta i piloti sul tratto più moderno della pista di Varano. Questa è la zona della parabolica che è stata riportata per richiamare anche il layout originale dell'anello, che comprendeva il chilometro e 8 del tracciato originariamente chiamato Autodromo San Cristoforo, pista che ha dato modo alle varie squadre e anche ai vari giovani piloti di cominciare la propria carriera e muovere i primi passi proprio qui a Varano. Tantissimi piloti di calibro internazionale hanno mosso i primi passi sul tracciato parmense, tra questi anche vari campioni del mondo di Formula 1 come Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve, lo stesso Alessandro Zanardi, proprio per citare la memoria di Alex. E poi è una pista che invece è stata negli ultimi anni sede di test per le varie squadre e per la stessa Dallara, che ha la sede qui vicino. Mentre qui siamo con, attenzione, Mischis, dovrebbe essere proprio sì, l'Alfa Romeo di Franco Mischis, che continua a essere ingaggiato nella guida, ma soprattutto è andato al sorpasso di Francesco Pantaleo, quindi cambio di leadership anche nel periodo EF, nella prima divisione, con una doppietta in questo momento del team Carrera che si sta profilando sia nella prima che nella seconda divisione grazie a Franco Mischis e Marco Guerra, entrambi campioni a livello nazionale delle auto storiche nella serie di AC Sport, campioni uscenti peraltro, il titolo conquistato nel 2025. Intanto sono iniziata la girandola ai box, perché siamo nel 22esimo minuto di gara con il cambio pilota che avviene sulla vettura numero 1 e dunque Bachhofen che lascia spazio a Dario Inelder. Vediamo anche con la telecamera tutte le fasi nella preparazione durante il cambio pilota. Segue lo stesso Peter la preparazione proprio di Dario Inelder. Abbiamo visto anche come sia stato smontato il volante con grande facilità, peraltro, per permettere l'ingresso in macchina di Dario Inelder. Ovviamente un abitacolo piuttosto compatto con questa tipologia di vetture, anche un volante piuttosto voluminoso con soprattutto le vetture più datate. Riparte proprio Inelder a questo punto, che sarà impegnato nei restanti 37 minuti di gara, 36 ormai, dopo pit stop che di fatto va a durare intorno al minuto. Vedete, proprio viene dato l'ok per ripartire, perché bisogna rispettare il tempo minimo di sosta e dunque attenzione particolare anche dai meccanici. Non ci sono poi azioni particolari in macchina, non viene effettuato rifornimento, nemmeno il cambio gomme, viene comunque controllata la vettura possa essere nello stato ottimale dopo circa mezz'ora di gara. E qui anche la Giulietta proprio di Morteo che arriva in corsia box, cambio pilota questa volta direttamente in famiglia, perché lo stesso Alessandro che va ad aiutare la vestizione in macchina di Emanuele Morteo, che attende l'ok da parte dei meccanici per la compagine di Irpinia Northwest Jolly con la vettura numero 10, e riparte così dunque la Giulietta, seguita anche dalla gemella numero 43 di Marco Milla per Valdelsa Classic.
Qui siamo con Franco Mischis, una vettura che porta la stessa colorazione rispetto a quella di Marco e Massimo Guerra, sebbene sia di un periodo differente. Conto alla rovescia e il via di quello che è di fatto il Lollipop Man, che permette di ripartire dunque ai piloti. Bandiera blu sventolata, in questo caso per la vettura di Zamuner, che però ha lasciato posto a Stefan Rollwagen, con il passaggio di Davide Bertinelli verso curva 1 e 2. Adesso affronta invece la parabolica la vettura numero 87, che sicuramente si contraddistingue anche per la livrea tra le tante GTAM, che continua a essere il modello più numeroso presente in pista. Abbiamo anche 4 vetture, anzi 5 vetture Giulia Sprint GTA, ma di categorizzazioni differenti, perché 2 sono del periodo F nella categoria turismo competizione da 1600, mentre ulteriori 2 per quanto riguarda il periodo G2 della classe GTS GT Sprint, sempre con motore 1600. Qui invece il cronometro che ci ricorda i 33 minuti rimanenti per la conclusione di questa gara, e poi l'ultima sprint GTA che troviamo, quella di Marco e Massimo Guerra, proprio quella al comando, appartenente al gruppo 5, sempre con il motore 1600 di cilindrata. Eccola qui, proprio la vettura in testa alla corsa, in questo momento imprendibile. Marco Guerra in questa prima fase di gara andrà verosimilmente a completare anche circa 40 minuti nella tabella di marcia di questa giornata per l'Alfa Revival Cup, prima di lasciare spazio a Massimo Guerra. Vediamo anche dall'interno, se non sbaglio, una telecamera piazzata proprio nell'abitacolo per andare a filmare dall'onboard del team Carrera. E qui affronta l'ultimo settore, ingaggiato anche nelle fasi di doppiaggio. Chiaramente alcune squadre hanno già completato la loro sosta e quindi si ritrovano anche proprio vicino alla vettura del leader. Passaggio qui all'interno per Inelder, che si porta al doppiaggio di Gimignani. Inelder segnalato in settima posizione assoluta alle spalle di Mischis e Pantaleo, che però devono ancora fermarsi, così come Barbolini e Monsen, che sono in lotta diretta proprio con Inelder in termini di gruppo e di periodo tra le GTA presenti in pista, mentre Inelder ovviamente con la sua GTAM, una vettura che ha ottenuto grande successo oltreoceano in questa particolare carrozzeria studiata anche per il mercato statunitense, a richiamare un po' lo spirito delle muscle car. Intanto qui proseguono ancora i cambi pilota ai box, fasi coincitate invece con Monsen, che è andato al doppiaggio di una vettura che procedeva lentamente, e anche se non erro dovrebbe essere Kreber, che si è trovato invece all'interno e sta provando adesso a liberarsi anche di Fred Arbe Monsen. Si trova così dall'interno di curva 1, tira la staccata e riesce dunque a rientrare nello stesso giro il pilota che occupa la quarta posizione. Ottima uscita però da curva 2 per Monsen, che dunque non permette a Kreber di entrare nella maniera migliore nella zona della curva parabolica, ma rimane comunque davanti e adesso può iniziare ad imprimere il proprio ritmo.
Siamo quasi a metà gara, 28 minuti completati, 32 al termine, prima della bandiera scacchi che invece porterà i piloti dell'Alfa Revival Cup verso il giro di boa del campionato nel weekend di Vallelunga tra circa un mese, poco più di un mese, sul circuito, in quel caso alle porte di Roma, altro tracciato storico che proprio a proposito di centri di guida sicura presenta un importante impianto e organizzazione, tracciato che sorge nel comune invece di Campagnano. Qui ancora bandiera blu sventolata, ma in realtà abbiamo visto in precedenza il ritmo di Kreber che è riuscito a liberarsi anche di Monsen dalla quarta posizione, proprio Monsen che invece va in corsia box, in pit lane per il pit stop sulla vettura numero 138. Rimarrà però in macchina il pilota norvegese tra i 6 piloti che andranno a completare interamente i 60 minuti di gara, una prova anche a livello fisico, lo sarà anche a Vallelunga con caldo che si prevede nel weekend di metà luglio. Ecco qui è un momento anche proprio di recupero energie per Fred Arve-Monsen che inserisce la marcia per ripartire. Piloti che sono richiamati all'utilizzo anche della frizione e riparte dunque il norvegese che si trova in battaglia con Barbolini per il quarto e quinto posto, scivolato in classifica in Elder che però è stato tra i primi a fermarsi. Qui invece Barbolini che risponde con un giro di ritardo, si controllano le pressioni dei pneumatici Pirelli prima di poter ripartire. Qui siamo con Carlo Barbolini del Circolo della Biella, la vettura numero 356 che anche in questo caso vede l'equipaggio in solitaria proprio di Barbolini, che dunque rimarrà in macchina anche per il secondo stint. Un po' di difficoltà a inserire la marcia, ma riesce a ripartire anche Carlo Barbolini che trova davanti anche il Marshall. Pit lane chiaramente con il limitatore di velocità inserito. Adesso vedremo dove uscirà Barbolini, anche in riferimento a Dario Inelder che chiaramente si era già fermato, e fra l'altro a proposito di tempi per Inelder sta girando sul 23,9, il miglior giro personale in 21,4, potrebbe essere però tempo registrato in precedenza da Peter Backhofen. Vedremo adesso quale sarà la posizione per il podio, mentre davanti Marco Guerra continua a martellare il proprio passo. Devono ancora fermarsi sia Guerra che Davide Bertinelli. Qui invece si segue dai box Alfa Delta, un team che porta maggior numero di vetture in pista, erano ben 5 al Mugello. E qui siamo con l'altra vettura invece del team Carrera per Franco Mischis, che ha già lasciato spazio a Giovanni Serio, che si trova in ottava posizione assoluta. Invece strategia differente per Francesco Pantaleo che viene segnalato quinto, probabilmente deve ancora completare il pit stop che invece vede la vettura di Moramarco, se non vado errato dovrebbe essere lui che viene indicato in corsia box. E qui siamo proprio con
la percorrenza di curva 3, perché Dario Inelder è ingaggiato nella battaglia con una vettura del team Carrera, però non sono riuscito a vedere quale delle due fosse, se quella di Marco Guerra, e quindi il doppiaggio del leader della corsa, in attesa anche del pit stop per Guerra. Sì, dovrebbe essere proprio la numero 306 di Marco Guerra, che dunque è andato al doppiaggio di Dario Inelder, pilota elvetico. Riparte, no, in realtà non era Mora Marco, che era già segnalato fermo ai box, ma la vettura di Cardol con la GT Veloce 2000, l'Alfa Race Team. È il momento del pit per Marco Guerra, che mette virtualmente la freccia verso destra in uscita dalla terzultima curva prima dell'ultima variante, cioè l'ingresso nella pit lane, e dunque pit stop per Marco Guerra, anche un po' anticipato. Ci sono ancora 8 minuti prima che si possa completare la finestra del pit stop, però una giornata di grande attività per Marco Guerra, Massimo Guerra, Franco Mischis e Giovanni Serio, tutti e quattro impegnati nel duplice impegno tra campionato italiano autostoriche e Alfa Revival Cup, considerando anche il programma che ha visto svolgersi le qualifiche al mattino. Praticamente questa è la quarta sessione di giornata che li vede impegnati. Anzi, in realtà la terza, ovviamente, in quelle che sono le suddivisioni poi dei vari equipaggi. Si prepara qui ai box Massimo Guerra, cintura allacciata, viene chiusa la portiera. Vediamo anche il countdown che viene segnalato in maniera un po' diversa in realtà rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza. Comunque riparte senza problemi Massimo Guerra e decide di andare in box anche Davide Bertinelli. Attenzione, perché viene segnalata una doppia bandiera gialla sul rettilineo principale. C'è una vettura ferma sulla sinistra del teleschermo, proprio appena passato il traguardo, il rettilineo, la linea di partenza e di arrivo. Vediamo adesso di capire di chi si possa trattare. Qui intanto la vettura di Morteo, che viene sopravanzata da Kreber, e lentamente viene spinta anche dai commissari la vettura di Gimignani, quindi non pochi problemi in questa fase di gara, quando mancano meno di 7 minuti alla conclusione della pit window. Notato intanto un contatto proprio tra la vettura numero 100 e la 138, tra Mattias Kreber e proprio la vettura di Munsen, mentre qui Bertinelli attende di ripartire. 3, 2, 1, e dunque può ripartire anche Davide Bertinelli, che si ritroverà adesso all'inseguimento di Massimo Guerra. Invece viene riportata in una zona di sicurezza forse la vettura di Bardelli, potrebbe essere dalla 12ª posizione assoluta. Eccolo qui Bertinelli, che è rientrato dunque in pista, subito cercare di spingere verso la staccata di curva 4. Attendiamo anche il prossimo aggiornamento su quello che è il distacco tra il leader Massimo Guerra e Davide Bertinelli. Vedremo se questa seconda metà di gara potrà recitare una storia differente rispetto a quanto visto invece dalla partenza, con un ritmo impressionante da parte di Marco Guerra, che punta a ottenere la prima vittoria in questa stagione dell'Alfa Revival Cup, mentre Bertinelli, che per questo weekend corre in solitaria, deve cercare di
portare a casa altri punti pesanti per il campionato, per la classifica generale. Passaggio sul traguardo con ben 4 vetture da doppiare per Davide Bertinelli. Qui più avanti c'è la vettura di Nelder, quindi in realtà potrebbe esserci stato un cambio di posizioni tra la seconda e la terza, a meno che Nelder sia addirittura doppiato rispetto alla coppia di testa. Potrebbe veramente essere anche così. Infatti Nelder viene segnalato al quarto posto alle spalle di Barbolini, quindi perdendo anche posizione che occupava sul podio. Abbiamo superato la metà di gara, 35esimo minuto, con tra poco anche la conclusione ufficiale della finestra per il pit stop. In realtà nelle prime 6 posizioni direi tutti hanno già completato la sosta, manca forse solamente Francesco Pantaleo con la vettura numero 16 che lascerà spazio a Giampaolo Benedini. Dunque Pantaleo nel debutto stagionale impegnato nelle fasi di partenza e primo stint di gara. Qui invece la vettura in testa di Massimo Guerra è andato a completare l'ultimo giro in 19,6, 18 minuti e 30 al termine di gara. Vantaggio accumulato da Marco Guerra, che può lasciar tranquillo anche Massimo Guerra per affrontare gli ultimi 18 minuti di questa gara. Da Varano continua comunque a girare su un ottimo ritmo anche Massimo Guerra, una volta che la vettura è tornata nella finestra ottimale a livello prestazionale, con le pressioni e le temperature che sono andate ad abbassarsi durante il pit stop, nonostante comunque le gomme non siano state sostituite. E quindi al momento abbiamo il team Carrera che è in testa a questa gara di Varano dopo il successo ottenuto invece da Alfa Delta nella tappa del Mugello. Passa sul traguardo Massimo Guerra, che riesce a copiare anche quelli che sono i dossi presenti nelle varie chicane in maniera perfetta. Macchina che non si scompone e prosegue in questa cavalcata trionfale. Andiamo adesso al prossimo aggiornamento, perché Bertinelli era segnalato a circa 20 secondi da Massimo Guerra, che adesso viene portato proprio anche dal transponder in macchina. Abbiamo visto comunque le fasi del cambio pilota in precedenza con le immagini. E invece è Inelder che davvero ha perso terreno in questa metà di gara, questa parte centrale di gara, sopravanzato anche da Carlo Barbolini. Qui abbiamo un replay in curva 3, bloccaggio sia per la vettura di Mattias e Fabian Krober che per quella di Carlo Barbolini. Se non vado errato, si dovrebbe essere proprio la 356 di Carlo Barbolini. Dunque momento di difficoltà in curva 3 per il pilota che sta lottando per il podio. Qui Bertinelli, che è rimasto in macchina anche per concludere questa gara. E adesso attenzione, perché viene segnalato al comando proprio Davide Bertinelli in questa fase. Sta spingendo, vediamo anche dalle immagini come
ad sfruttare tutta la pista, aveva ancora qualcosa nel taschino Davide Bertinelli, che ha registrato un miglior giro di 1:18.883, lontano però dal miglior tempo assoluto di Marco Guerra nella prima parte di gara. La chance comunque di provare a ottenere il successo anche qui a Varano. Si porta così all'interno il doppiaggio della Giulietta sul rettilineo principale, segnalata a bandiera blu proprio per una delle due vetture in fondo alla classifica per le fasi di doppiaggio. E dunque qui Bertinelli che a questo punto si trova in testa. Manca poco più di un minuto alla conclusione della finestra del pit stop per Massimo Guerra, eccolo qui, cercato dalle immagini. Passaggio in curva 9, curva 10. Arriva adesso anche all'ultima variante Massimo Guerra, che completa così questo giro andando a cercare anche un po' di aria dal finestrino, porgendo fuori la mano, e poi di nuovo mani sul volante per affrontare la staccata di curva 1 e 2. Vediamo anche sulla sinistra del teleschermo i 13 minuti che mancano alla bandiera scacchi. No, in realtà penso che sia proprio Massimo Guerra ancora al comando, perché chiaramente transitato adesso Bertinelli e dunque rimane davanti la vettura numero 306 su Davide Bertinelli. Fase di doppiaggio ancora per Massimo Guerra, mentre Inelder è segnalato ancora quarto alle spalle di Barbolini. Potrebbero essere però ingaggiati in una battaglia per il podio, invece ancora in testa nella classe nel periodo EF Francesco Pantaleo e Giampaolo Benedini, chiaramente in macchina sulla vettura numero 16. Qui siamo con Giovanni Serio, che sta per essere doppiato proprio da propri compagni di squadra, con vedete la differenza proprio di carrozzeria tra questi due modelli della Giulia Sprint GTA, ma con periodi e gruppi differenti soprattutto. (19:1) l'ultimo passaggio segnalato per della top 10 assoluta, ma si sta giocando il gradino più alto del podio per il periodo EF. E ormai manca poco davvero alla conclusione di questa gara, con qui Marco Milla dall'esterno della parabolica lascia spazio per il doppiaggio proprio di Massimo Guerra, il leader della gara. E dunque in questo momento sta amministrando il proprio vantaggio preciso. Comunque vedete anche da questa immagine, ci permette di apprezzare l'utilizzo del volante. Passaggio secco sul cordolo alla curva intitolata JKX. Ancora un doppiaggio da effettuare con Massimo Guerra, che tra poco potrà festeggiare il successo assieme a Marco Guerra. Passaggio qui sul traguardo.
con meno di 5 minuti, se non vado errato, al termine di questa gara dell'Alfa Revival Cup, la seconda tappa stagionale dopo l'apertura al Mugello, una tappa completamente opposta a livello di caratteristiche sulla carta proprio del circuito. Da una parte abbiamo i quasi 6 km del Mugello, qui 2350 metri, ma anche una differenza importante a livello di dislivello. Hanno cambiato sicuramente i valori in campo con la Giulia Sprint GTA di Massimo e Marco Guerra, che ha primeggiato sin dalle prime fasi di gara. Nulla ha potuto Davide Bertinelli, che questo weekend corre in solitaria sull'Alfa preparata dal team Alfa Delta. Dario Nelder, che nel frattempo ha riconquistato la zona podio su Carlo Barbolini e dunque sale in terza posizione con la GTAM numero 1, la coppia elvetica in Elder Bachhofen, mentre in testa per la classe, per il periodo EF, ancora segnalato Francesco Pantaleo. Attenzione, bandiera gialla sul rettilineo principale, con le informazioni vengono date chiaramente dal muretto e dalla tabella ai piloti al passaggio proprio sul rettilineo. Non ho visto se c'è stata una vettura ferma proprio lì in uscita, magari dall'ingresso di curva 1. E attenzione, Dario Nelder, si conclude così la gara dei campioni in carica. Ancora una volta un esito sfortunato anche qui a Varano. Questo permette a Barbolini di salire nuovamente in zona podio. Arriva una penalità però per Carlo Barbolini, ma sono solamente 3 secondi di penalità. Sono quelli che ha anticipato rispetto al tempo minimo, da rispettare ai box. Eccolo qui Carlo Barbolini che affronta la percorrenza di curva 1 e 2 ed è una penalità lieve che potrebbe comunque consegnargli il podio al termine di questa gara, a cui mancano pochi minuti davvero prima di calare il sipario anche qui a Varano, l'anno del ritorno per l'Alfa Revival Cup dopo 4 stagioni sul tracciato su Riccardo Paletti, che ha dimostrato comunque una grande sfida per i piloti a livello tecnico. Ultime fasi cruciali di doppiaggio per Massimo Guerra davanti. Qui vediamo inquadrata anche la vettura di Bardelli in 11ª posizione. Il doppiaggio di Monsen, e dunque passa così il sesto classificato Massimo Guerra. Più avanti c'è la vettura di Kroeber, questa volta più leggero nel passaggio alla curva X. Trova ancora la Giulietta all'interno di curva numero 10, entra proprio nella zona del ferro di cavallo per completare un altro giro davanti a tutti. Massimo Guerra passa così sul traguardo e arriva poi nuovamente alla prima variante, la nuova variante, di nuovo sul gas per affrontare questo allungo che porta i piloti alla nuova parabolica. Tratto più lungo questo del primo settore, di circa 1 chilometro rispetto ai 2.3 che vanno a completare nei tre settori. Ecco qui intanto cronometro meno di 5 minuti al termine, 4 minuti e 40 circa prima dell'esposizione della bandiera a scacchi, quindi ancora un paio di giri da vivere qui da Varano per l'Alfa Revival Cup e per Massimo Guerra in testa alla classifica.
C'è Bertinelli che invece affronta la chicane, la seconda S. Migliore delle GTAM comunque in classifica quella di Davide Bertinelli, confermando anche le prestazioni già messe in pista in quel del Mugello. Dovrà rifarsi a Vallelunga, dove i piloti ritroveranno ancora delle caratteristiche differenti della pista. Un allungo, quello del rettilineo principale, un po' più importante in termini di distanza rispetto invece al Toboga di Varano. Comunque una pista sempre ricca di tratti lenti, cambi di direzione, anche quella di Vallelunga. Una pista che questa di Varano in questo momento sta portando Massimo Guerra e Marco Guerra sul gradino più alto. Dunque sarebbe anche il secondo successo di questa giornata per loro, dopo la vittoria invece, anzi per Marco Guerra, che ha vinto in coppia con Franco Mischis, mentre Massimo Guerra è salito sul podio nel campionato italiano autostoriche. Una vittoria in famiglia qui per la coppia composta da Marco e Massimo Guerra. Tendiamo ancora a dare un referto finale a questa gara, perché ci sono ancora dei chilometri da percorrere. Qui invece abbiamo Giovanni Serio che si è portato al doppiaggio della 12 secondi il vantaggio di Massimo Guerra nei confronti di Davide Bertinelli, intorno ai 12 secondi, comunque un vantaggio rassicurante per il leader. E qui invece è proprio Giovanni Serio che continua ad essere inquadrato anche all'inizio di questo nuovo giro, che potrebbe essere l'ultimo, perché ormai manca un minuto, con Serio nella parte centrale della pista. Invece bisognerà capire dove si trova al momento Massimo Guerra. Eccolo qui, alle spalle della Giulietta, il leader assoluto della gara, Massimo Guerra, che va ad affrontare la prima S. Potrebbe essere questo dunque l'ultimo giro di gara, che andrà a celebrare la vittoria della Giulia Sprint GTA del team Carrera, dopo il successo invece in casa Alfa Delta per quanto riguarda la tappa del Mugello. Affronta già nell'ultimo settore Massimo Guerra, affronta la 12 e anche la 13. Prima dell'ultimo cambio di direzione non c'è ancora la bandiera scacchi. Eccola qui, arriva adesso la bandiera scacchi per Massimo e Marco Guerra, che vanno dunque a vincere questa gara di Varano. Il successo per il team Carrera, con la possibilità di salire sul podio anche nel periodo EF. Attendiamo poi l'arrivo di Francesco Pantaleo, che dovrebbe essere il vincitore invece per il periodo EF della prima divisione. Bandiera scacchi continua a sventolare anche per le vetture doppiate dal leader assoluto, e giustamente adesso è il momento di celebrare il successo e trionfo per Marco e Massimo Guerra, imprendibili davvero nel corso di questa gara. Sono partiti dalla seconda posizione in griglia, ma da subito praticamente Marco Guerra si è messo davanti ad imprimere il ritmo. Da lì ha messo anche un cuscinetto in vantaggio per Massimo Guerra, che poi ha comandato fino alla bandiera scacchi. Continuano a passare sul traguardo
le vetture. Festeggia comunque anche Davide Bertinelli, contento di questo importante risultato in ottica campionato. E può anche prendere un po' di aria con il finestrino aperto. Ed ecco invece Barbolini che nonostante la penalità ha ottenuto il podio perché è rimasta ferma invece la vettura di Dario Nelder e Peter Bachhofen, i piloti campioni in carica della categoria, che sono ancora una volta rimasti beffati anche qui a Varano. Eccolo qui proprio Carlo Barbolini che tra poco raggiungerà la zona del parco chiuso, la zona podio, per festeggiare con Marco, Massimo Guerra che hanno ottenuto il successo, e poi Davide Bertinelli sul podio assoluto. Arriveranno chiaramente anche i piloti sul podio del periodo EF. Ultima curva prima di entrare nella pit lane anche per Carlo Barbolini. Allora, gli highlights per quanto riguarda la tappa di Varano dell'Alfa Revival Cup, la seconda uscita stagionale per il campionato 2026 promosso da Canossa Events. Subito la partenza che ha visto il bloccaggio qui nelle retrovie, mantenuto però il controllo pilota Alfa Romeo con davanti la battaglia serrata e Marco Guerra che si è portato al comando nelle prime fasi su invece l'Alfa GTM di Davide Bertinelli. Poi ha preso, lasciato lì sul posto proprio Bertinelli. Invece è accesa ancora la lotta tra Barbolini e Monsen. Pit stop in casa Alfa Delta per Peter Bachhofen e Dario Nelder, che hanno lottato per il podio con una buona partenza di Bachhofen, poi la vettura lasciata nelle mani di Nelder, ma nel finale vettura che si è fermata dopo il traguardo. Qui vediamo proprio la bandiera gialla che è stata esposta con i problemi però a Gimignani poco prima del ritiro anche di Dario Nelder. Qui Barbolini alle prese con i doppiaggi, ha ricevuto una penalità per un'infrazione commessa durante il pit stop, che però non gli ha compromesso la possibilità di giungere sul podio. Vince invece per la prima volta in questa stagione la coppia composta da Massimo e Marco Guerra. Vittoria dunque a Varano dopo 4 stagioni di assenza dal calendario dell'Alfa Revival Cup davanti a Davide Bertinelli. Successo per Francesco Pantaleo nel periodo EF. E con queste immagini dunque chiudiamo, ci prendiamo però una piccola pausa perché l'azione da Varano continua. Rimanete sintonizzati con noi per seguire i campionati di PNK Motorsport.
Torna in pista anche il mondo del monomarca Renault, a partire dalla Coppa Clio Italia che aveva aperto invece il programma di questa mattina, il programma domenicale, in questa lunga diretta streaming su YouTube e sul canale Facebook di PNK Motorsport. Rinnovo dunque il saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. E abbiamo aperto questa giornata con il sole, in realtà adesso il cielo si è coperto sul tracciato di Varano. Ultime 2 gare di questo fine settimana, con il programma che ha visto anche le qualifiche di questa mattina per la Coppa Clio Italia, 2 sessioni di qualifiche da regolamento. Dunque nella seconda manche, nella seconda sessione, la pole position che è andata nelle mani di Alex Lancellotti per la seconda volta, 2 pole su 2 in questo fine settimana. Grande forma, grande stato di forma in cui si è presentato il pilota di Rangoni Corse qui da Varano, 1:15.790, un tempo incredibile registrato da Lancellotti, soli 40 millesimi però su Cristian Ricciarini, che in gara 1 si è dovuto arrendere alla supremazia del leader del campionato, che ha allungato ancora in classifica proprio su Ricciarini, che ha ottenuto sì il successo della classe over 50, ma dopo la battuta d'arresto della gara 2 di Magione adesso si vede più lontano in ottica campionato, e soprattutto un Lancellotti che ha fatto la differenza anche in termini di usura gomme. Ancora una volta si riproporrà questa sfida ravvicinata tra Lancellotti e Ricciarini. Attenzione poi anche a Pagano e Mia Primozic, che si sono dati battaglia già durante i primi 25 minuti di gara di questo weekend. Falco Riccardo Rogari al debutto con le Clio di quinta generazione, pilota che abbiamo avuto modo di apprezzare durante le tappe della RS Cup, peraltro ex vincitore qui a Varano nel 2024 proprio nella categoria RS Cup. Sandro Cutini e Edoardo Boni vanno a completare lo schieramento di partenza assieme a Andrea Fumi, Alfredo Faloni e Daniele Pasquali, questi gli 11 protagonisti del weekend da Varano. Attenzione allora anche all'incognita meteo, perché davvero cielo improvvisamente si è coperto con la bandiera verde che viene sventolata in fondo allo schieramento, semafori che si accendono e la partenza da fermo, con subito l'ottimo spunto da parte di Alex Lancellotti. Prova dunque ad inserirsi in scia Cristian Ricciarini, battaglia anche tra Primozic e Pagano, anzi addirittura è Falco che si è insidiato lì in zona podio. Fantastica la partenza del pilota con il numero 50-53 per Falco, che è tornato in pista in questo fine settimana dopo l'assenza invece dalla tappa di Magione. Schermaglia ancora nella parte centrale del gruppo e nelle retrovie, gruppo chiuso in questo momento, se non erro, dalla vettura di Daniele Pasquali. Invece prosegue Alex Lancellotti, vedremo se Ricciarini avrà messo a punto qualcosa sulla vettura per migliorare il proprio feeling con il lavoro da parte di Faro Racing in quella che è la sfida che prosegue con invece la compagine di Rangoni Corse, che porta e dà supporto tecnico anche al debutto di Riccardo Rogari nel corso di questo fine settimana. Tendiamo adesso la conclusione del primo giro, passaggio chiaramente da fermo per i piloti. Purtroppo non abbiamo per questa gara il supporto da parte del monitor dei tempi, quindi andremo un po' a vista con quanto accade in pista. Il passaggio al termine di questo primo giro con Lancellotti, Ricciarini e poi la vettura di Falco in terza posizione. Quarta piazza invece per la vettura di Lema Racing, con Primozic che ha avuto la meglio nei confronti di Francesco Pagano. Dunque 2 posizioni perse dal pilota campano, che ha ottenuto il podio in gara 1, nella prima manche. Lancellotti, Ricciarini e Pagano, questo è stato proprio l'ordine di arrivo di gara 1, mentre adesso il gruppo prosegue ancora compatto nelle prime 5 posizioni. Vediamo anche proprio le vetture che iniziano la danza sui cordoli che vengono aggrediti in maniera importante
i piloti. Prima parte decisamente più piatta del Cordolo, poi però in questo terzo passaggio di gara con Falco, che potrebbe andare a conquistare il primo podio di questa stagione. Chiaramente dopo la tappa del Mugello, che avevo visto invece portare a casa 49 punti in classifica generale, paga ovviamente lo 0 registrato dall'assenza di Magione. 51 punti, pardon, per Falco, 24 in gara 1 e 27 per gara 2. Ricordo anche quello che è il format, che prevede 50 punti al vincitore, 42 al secondo classificato, 36 dunque per il terzo pilota sul podio, 27 nello specifico quelli conquistati da Falco e 24 in gara 1 equivalgono alla sesta e settima posizione nell'ordine di arrivo della gara del Mugello. Adesso però inizia a sgranarsi il gruppo, con Lancellotti e Ricciarini che prendono il largo nei confronti invece di Falco, che viene riavvicinato dalla vettura di Mia Primozic e da quella di Francesco Pagano. Qui Andrea Fumi, protagonista di un testacoda sfortunato in gara 1, lui che si trova come avversario diretto per la classe Under 25 invece su Francesco Pagano, anche se quest'ultimo sta dando prova di prestazioni migliori già dall'appuntamento di Magione, anzi in realtà proprio dal primo weekend del Mugello. I replay viene riproposto dalla regia con il passaggio, anzi c'è stato un contatto all'uscita di curva 2, la prima variante, contatto proprio tra la vettura, credo di Andrea Fumi, comunque con i colori di MC Motortecnica, deve essere lui oppure Edoardo Boni, tra i piloti che in quel momento stavano battagliando per le posizioni nella seconda metà della top 10. E qui invece Primozic che ha allungato su Francesco Pagano alle spalle di Falco in lotta per il podio, che comunque cerca di resistere vicino alla vettura di Ricciarini. Sono anche due piloti, Ricciarini e Lancellotti, come già detto, che hanno esperienza anche a livello continentale con la serie europea. Qui la staccata della curva intitolata GKX per affrontare l'ultimo settore, come ho detto il tratto più tortuoso qui presente a Varano, una pista però dove non c'è un attimo di respiro. L'obiettivo principale è mezzo chilometro, 467 metri per la precisione, è di fatto l'unico punto dove i piloti riescono per un attimo a rilassarsi e probabilmente concentrarsi anche sulle informazioni che vengono date dal muretto box, con il passaggio ovviamente sul rettilineo di partenza e di arrivo. Qui invece sta molto più stretto Mia Primozic, che in questo momento sembra averne di più rispetto a Falco. Si fa vedere già all'interno della prima S di curva 4 e 5, ci sarà poi il richiamo ancora di curva 6 e 7, ma forse può già approfittarne prima il pilota di Lema Racing. Rimane comunque davanti Falco nonostante il taglio della chicane, il lungo in frenata. Qui perde un po' il posteriore a centro curva, ma riesce comunque a chiudere una buona linea in percorrenza di curva 9. Vedete come invece la posteriore sinistra vada ad alzarsi, in questo caso invece alla destra, sul cambio di direzione, un qualcosa che è all'ordine del giorno qui nel mondo del turismo e nello specifico dei campionati Clio targati PNK, cosa che per esempio
sulle monoposto, sulle ruote scoperte è veramente più inusuale da vedere, cosa che si può notare per esempio in piste come quella di Monaco, che hanno bisogno di un settaggio specifico sulla vettura, un settaggio particolare sulla monoposto. Invece qui una macchina con tanto rollio che permette ai piloti di affrontare le curve anche su 3 ruote praticamente. Adesso sta un po' faticando Falco in questa fase perché Primozic sta mettendo pressione, Ricciarini davanti è scappato via e anche Pagano prova ad avvicinarsi in questa fase, non concede però ancora spazio alla possibilità di affondare la staccata a Mia Primozic, nonostante una piccola sbavatura avvenuta in precedenza in curva 4 e 5. Adesso affronta l'ultima chicane Falco, che completa il giro a un quarto d'ora dal termine, se non ho visto male sul pannello presente sul rettilineo principale. C'è Lancellotti che continua ad imprimere il suo ritmo anche in questa seconda manche, prova a conquistare il quarto successo su 6 gare, un risultato incredibile da quando è partita la stagione, una novità come detto nel panorama della filiera di campionati di PNK Motorsport, questa della Coppa Clio Italia, che vedrà anche la tappa internazionale che invece sarà al Paul Ricard alle Castellet per il National GT Challenge esattamente tra un mese, il weekend del 5 di luglio. Comunque la prima settimana di luglio, occhi puntati sul ritorno in pista del National GT Challenge sul territorio francese. Invece si andrà in Spagna per la Coppa Clio Italia in quel di Navarra. Ricordiamo che nel prossimo appuntamento di Vallelunga il Circus accoglierà, intanto qui grazie alla regia curata dal team di Forma Communication per l'aggiornamento anche sul tempo rimasto di gara, e ricordiamo appunto che la serie spagnola, la Clio Cup Spagna, arriverà a Vallelunga in questa partnership stipulata proprio tra la serie promossa dal gruppo di Sergio Peroni e invece la serie nazionale spagnola, che poi accoglierà i piloti della serie italiana in quel di Navarra. Altra pista particolarmente tortuosa, come già quelle affrontate di Magione e qui chiaramente a Varano. C'è stato un bloccaggio in precedenza in curva 1 per Falco, che continua a difendere il podio in questa fase. Rimane però vicino Mia Primozic, non abbastanza a provare l'attacco, continua a rosicchiare qualcosa, almeno questa è la percezione visiva che abbiamo per fino alla fine. E qui ormai è vicinissimo Primozic, che ci prova dall'esterno e poi all'interno, finta per un attimo la manovra di attacco. Falco che però rimane saggiamente a centro pista per andare a chiudere la linea, preparata da MC Motortecnica, che in questo momento addirittura vedrebbe due podi di categoria, perché ovviamente c'è anche il risultato della RS Cup con Fulvio Casciandrini, che però è rimasto fuori dalle prime 3 posizioni, si riproverà invece in questa seconda manche. Qui abbiamo Rangoni Corse davanti a tutti, per poi trovare invece Faro Racing con la guida di Cristian Ricciarini e Falco che sta facendo spalle larghe da un arrembante ormai Mia Primozic da qualche giro. Comincia davvero a mettere pressione al portacolori di MC Motortecnica, che continua a bloccare all'anteriore sinistra. Più avanti invece distanziati Ricciarini e
Lancellotti. Sono stati punti di riferimento sino a questo momento della stagione. Come detto, però, un distacco ampio in campionato, con chiaramente i 6 punti, gli 8 punti conquistati anche dopo gara 1, che hanno permesso a Lancellotti di avere adesso un vantaggio in classifica di 30 punti su Cristian Ricciarini, vantaggio che però è stato accumulato principalmente in gara 2 a Magione, dove proprio nel finale Cristian Ricciarini è stato protagonista di un contatto con Francesco Pagano. Stesso Pagano poi ha perso il podio proprio per via di una penalità, ma chi ha avuto la peggio è stato Cristian Ricciarini, che ha portato a casa soli 20 punti dalla seconda manche di Magione. Continuiamo a seguire invece la battaglia per il terzo gradino del podio, perché ormai si è agganciato proprio Pagano, e dunque una lotta a 3 per andare a giocarsi l'ultimo gradino a disposizione sul podio, alle spalle di due protagonisti della stagione. Meno di 10 minuti al termine di gara, quindi siamo già nella seconda metà, dove i piloti cominciano anche a faticare con le gomme. Stiamo vedendo anche dalle linee, non questa di Francesco Pagano, mi riferivo più che altro al bloccaggio, ai bloccaggi in precedenza di Falco, ma difficoltà che arrivano anche per Pagano. Dunque adesso tutto da rifare nella rimonta rispetto alla zona podio. Primozic che può concentrarsi in questa fase più sull'attacco rispetto a Falco, che però dopo qualche difficoltà iniziale adesso sta mantenendo il suo ritmo, che non è a livello del duo di testa, ma comunque gli permette di rimanere lì davanti a Mia Primozic, che lui al ritorno, proprio come Falco in questo fine settimana, a dare anche un contesto internazionale alla serie. Portacolori di Lema Racing, compagine slovena che abbiamo apprezzato in gran numero in quel del Mugello, presente anche nella Twingo Cup Series, campionato che organizza proprio Lema Racing tra i campionati partner di PNK. Qui adesso nuovamente nell'ultimo settore sono poche le chance di infilare la propria vettura e portarsi sul podio per Primozic. Cominciano ad incrociarsi le linee tra i due, comincia a fare un po' più di fatica nel rimanere cucito vicino al cordolo Falco, dunque cerca di fare meno metri Mia Primozic, che va all'attacco del podio. Tanti fan anche in chat su YouTube per pilota di Lema Racing. E qui la staccata di curva 3, la parabolica, per affrontare adesso invece l'ingresso del settore centrale. Si conclude proprio qui il primo intermedio in staccata alla prima S, questa zona ribattezzata quasi come una bus stop, con questa doppia chicane prima. Attenzione, qui c'è il replay con il testacoda di Andrea Fumi, se non vado errato, no, Edoardo Boni. Slovenia ha la stessa livrea di MC Motortecnica, che però presenta i differenti dettagli, le colorazioni. Era la numero 173 di Edoardo Boni, che dunque ha perso il controllo nella zona del ferro di cavallo. E adesso gli ultimi 6 minuti e 44 prima dell'esposizione della bandiera a scacchi. Lancellotti davanti può gestire il margine acquisito in questa prima parte di gara sul Cristian Ricciarini, e poi Falco che deve far fronte invece
a ogni piccolo millesimo a disposizione nel piede per difendere questo podio, che sarebbe ovviamente il primo podio in stagione, con Primozic che arriva all'appuntamento di Misano, dove invece ha concluso in settima e ottava posizione tra gara 1 e gara 2. Ritorniamo anche a seguire la coppia di testa, che questa volta ci ha dato forse meno spettacolo in pista rispetto agli scorsi appuntamenti. È stato però davvero autore di un passo da campione, una firma d'autore per Alex Lancellotti sul circuito di Varano, e chissà che non possa essere un preludio anche per il proseguimento della stagione per il pilota di Rangoni Corse, che su questa pista perlomeno è stato imprendibile, davvero sempre in testa dalle qualifiche di questa mattina, ma impensierito da Cristian Ricciarini. Ancora bloccaggio qui per Falco, che però rimane comunque, nonostante i bloccaggi, preciso nella traiettoria ideale, quindi bravo a mantenere la linea nonostante la ruota bloccata, tecnica utilizzata in passato più volte anche da Hamilton, che ha poi affinato ovviamente nel corso degli anni. Cambiata la tipologia di gomme in Formula 1, ma vediamo comunque piloti che riescono a 4 che troveremo in pista tra poco a chiudere il programma da Varano. Concentriamoci però su questi ultimi minuti di gara, perché davanti Lancellotti, vedete, ha un bel margine su Cristian Ricciarini, che a sua volta può gestire la seconda posizione. Invece è ancora apertissima la questione per il terzo posto. Ha un po' alzato bandiera bianca Francesco Pagano dopo l'escursione in uscita da curva 9 degli scorsi giri, e dunque rimane un affare a 2 per il podio, con però Falco che fin qui è stato autore di una gara solidissima. Transita sul traguardo Ricciarini, ancora un testacoda, attenzione, per una delle vetture di MC Motortecnica. Questa volta è quella di Andrea Fumi, cambia proprio la striscia centrale, verde per Fumi, rossa invece per quella della vettura di Falco, che è la miglior piazzata proprio della compagine italiana, e difende invece sul team sloveno di Lema Racing. Rivediamo proprio le ultime fasi del testacoda, è riuscito ad evitare di insabbiarsi con le posteriori Andrea Fumi, che sta cercando di portare a casa anche un risultato per la classe Under 25. E invece Primozic, che adesso sembra più distante, davvero una tattica quasi di sfinimento quella di Falco, che ha resistito alla pressione e all'attacco di Mia Primozic, che probabilmente adesso sta anche faticando con le gomme, stando così vicino alla vettura che lo precede. E quindi ultimi 2 minuti, meno di 2 minuti, è già transitato però Lancellotti, e quindi ancora 2 passaggi da vivere assieme per la Coppa Clio Italia. Alex Lancellotti che sta già pregustando un altro trionfo in questa stagione, sempre sul podio. È stata tolta la vittoria di gara 1 al Mugello per una penalità post gara, vittoria però arrivata nella seconda manche. Fino a qui successi sempre nella seconda gara in questa stagione. Proprio qui a Varano la vittoria questa mattina, che sta abissando in questo momento davanti al principale avversario in classifica. I due comunque si conoscono molto bene, Lancellotti e Ricciarini, ancora una volta davanti a tutti, e poi Falco che salirebbe sul podio. Sarebbe
Ennesima dimostrazione comunque di un campionato che presenta un livello medio davvero elevato, con un altro pilota differente a salire sul podio. E qui Lancellotti sul retino principale, già pronto il commissario con la bandiera a scacchi, ma deve ancora attendere questi 2350 metri che Alex Lancellotti percorrerà davanti a tutti. Doppietta che si sta profilando per lui e per Rangoni Corse, con le ultime fasi di gara anche per Falco e per MC Motortecnica di andare a conquistare il podio. Ancora un bloccaggio, ma questa volta Primozic non è abbastanza vicino come in precedenza. Torniamo giustamente davanti perché Alex Lancellotti è già all'interno del settore centrale. Vedete, questo è il vantaggio di una manciata di secondi su Cristian Ricciarini. È già alla staccata della X, una curva per il 6 volte vincitore della 24 ore di Le Mans, una curva storica qui a Varano, un ritorno dopo un anno di assenza nel calendario di PNK Motorsport. È la prima volta per la Coppa Clio Italia, una novità per il 2026 per le serie del gruppo fondato da Sergio Peroni. Questa volta c'è la bandiera a scacchi per Alex Lancellotti, che festeggia la doppietta a Varano ed è sempre più leader del campionato, nonostante i due secondi posti di Cristian Ricciarini. Comunque paga 16 punti al termine di questo weekend il pilota di Faro Racing, e poi possono festeggiare in casa MC Motortecnica il primo podio di questa stagione per Falco. Grandissimo risultato ottenuto di fatto in partenza per il pilota con il numero 53. Invece si accontenta del quarto posto e del quinto posto anche Primozic e Pagano, i due protagonisti in lotta per il podio di gara 1, con Pagano che ottiene invece la vittoria per la classe Under 25 e Ricciarini ottiene il successo per la categoria Over 50. Entrambi sono saldamente al comando delle due rispettive categorie. E qui gli applausi direttamente dalla carrozzeria nella vettura di Rangoni Corse per Alex Lancellotti. Può essere assolutamente felice del risultato di questo weekend. Da Varano de Melegari, imprendibile sin dalle qualifiche di questa mattina. Hanno trovato bilanciamento ottimale su questa Renault Clio RS5 numero 13 per Alex Lancellotti. Colorazione bianco-rossa di Rangoni Corse, con il debutto invece di Riccardo Rogari, compagno di squadra in casa Rangoni. Qui abbiamo visto inquadrato per un attimo Daniele Pasquali, invece ha chiuso l'ordine di arrivo, ed ecco proprio Rogari, in realtà poco inquadrato dalle immagini, ma sono stati impegnati con la battaglia per il podio davvero intensa, e ci ha fatto rimanere incollati allo schermo dall'inizio di gara. 25 minuti di manche volati via così, dunque con la Coppa Clio Italia che chiude il programma del proprio terzo appuntamento stagionale. Prima di salutarci e di passare invece all'RS Cup, rivediamo quanto accaduto in questa gara 2 all'insegna di Alex Lancellotti, che partito dalla pole position ha difeso subito il primato alla staccata di curva 1. Come detto, partenza fondamentale perché è stato proprio il momento in cui Falco ha ottenuto la posizione sul podio, bruciando dall'esterno di curva 1 Pagano e Primozic. Contatto qui invece tra Boni e un'altra vettura che finisce fuori pista, testa coda per Andrea Fumi. In precedenza c'era stato anche il testacoda, scusate, precedenza testacoda di Boni, questo invece è quello di Andrea Fumi. E poi la vittoria in solitaria ancora una volta per Alex Lancellotti davanti a Cristian Ricciarini. Sul podio anche Falco per questa chiusura
del weekend della Coppa Italia, che dunque tornerà tra poco più di un mese sul circuito di Vallelunga, dove ci aspettiamo anche una presenza numerosa con l'aggiunta della griglia della Clio Cup Spagna per dare grande spettacolo sul circuito alle porte della capitale. Preparazioni in vista per l'RS Cup e quindi noi ci prendiamo una piccolissima pausa, rimanete collegati con noi perché tra poco arriva l'RS Cup. Ultima gara di giornata da Varano con la RS Cup che è già pronta in griglia di partenza. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in questa lunga domenica all'insegna del motorsport, una domenica anche di grande tradizione a livello motoristico, con il richiamo al passato, con il campionato italiano autostoriche e l'Alfa Revival Cup, un weekend che ha visto anche l'iniziativa dell'ACI Storico Festival nella giornata di ieri con
le attività presenti nel paddock di Varano. Un ritorno per quanto riguarda Varano con la RS Cup, che è tornata qui sul circuito nel cuore della Motor Valley dopo un anno di assenza. 25 minuti di gara dunque da vivere anche per la RS Cup, la possibilità del riscatto di Fulvio Casciandrini, che ha visto accorciarsi la propria leadership di campionato. I 18 punti conquistati di vantaggio alla vigilia di questo appuntamento di Varano sono diventati 4 dopo il problema tecnico in gara 1, che ha permesso a Andrea Bonifazzi, con il secondo posto conquistato alle spalle di uno straordinario Giovanni Diana, che si è preso i titoli principali della prima manche, la vittoria partendo dalla pole position, sempre con una grande difesa su cui è inquadrato Andrea Bonifazzi, e ci dà anche un cenno prima della partenza, e Bonifazzi che dunque con i 18 punti si è portato a sole 4 lunghezze da Casciandrini, ma lo vediamo con queste immagini. Passiamo qui invece alla vettura di Beltrami, ma dell'immagine frontale abbiamo visto proprio la vettura di Casciandrini scattare dalla prima fila, autore già di una buona partenza in gara 1, poi però il lungo nel tentativo di attacco dall'esterno della prima variante ha portato Casciandrini addirittura a scendere in sesta posizione. Questo ha iniziato una rimonta che ha pagato anche poi sull'usura delle gomme nel finale il pilota di MC Motortecnica che ha appena festeggiato il primo podio stagionale con Falco, quindi momento di festeggiamenti anche per la compagine italiana. Si chiude il finestrino per la parte aerodinamica della vettura, evitare l'effetto attrito e con la vettura di Onofrio Mariella, che scatterà dalla settima casella, quarta fila dello schieramento, che vede dunque Giovanni Diana, Fulvio Casciandrini dalla prima fila, poi Flavio Fenaroli, pilota debuttante di questo weekend, che è riuscito già a salire sul podio nel corso di gara 1. Per un attimo è stato anche il leader della gara partendo dalla prima fila. Scatterà invece dalla terza casella, affiancato da Andrea Bonifazzi, che è stato il più abile in partenza, perché dalla quinta posizione addirittura si è piazzato lì al secondo posto dopo il primo settore affrontato, e questa volta addirittura dal quarto posto, quindi chissà che non possa piazzarsi proprio lì al vertice. Terza fila invece con Mario Beltrami e Ercole Cipolla, settima e ottava casella in ultima fila Onofrio Mariella e Luciano Moscatello. Questi piloti dell'RS Cup qui da Varano, con abbiamo detto la classifica assoluta, che vede Casciandrini e Bonifazzi nelle prime due posizioni. Bonifazzi che poi è leader anche per la over 50, il quarto successo di fila in gara 1 questa mattina, con lo 0 invece che ha racimolato dalla prima gara di questo 2026, uno 0 pesante anche considerando proprio le sorti in questo momento della classifica, e lo vedono lì vicino al primo posto, una foratura per il pilota di Orvieto, pilota nonché anche farmacista di professione, lo ricordiamo sempre, perché comunque va a sottolineare l'impegno e anche il talento dei piloti, che spesso non hanno come primo impegno e prima professione proprio quella di essere in pista. Bonifazzi che ha poi ottenuto 2 vittorie tra il Mugello e Magione, e il secondo posto in gara 2 nell'autodromo Mario Umberto Borzacchini. Ultime 2 curve, l'ultima variante con il cielo è andato a coprirsi in questa fase finale di giornata. Vediamo proprio la segnalazione per la preparazione della partenza dal muretto con le varie file dello schieramento, e Giovanni Diana che si prende il posto che spetta al pole sitter per la seconda volta in questo fine settimana. Mi è sembrato un po' arretrato Casciandrini in realtà nel posizionamento. Bandiera verde che viene sventolata in fondo alla griglia dell'RS Cup, semaforo che si accende in questo momento e si va anche a spegnere per il via di gara 2 dell'RS Cup. 25 minuti sulla pista intitolata Riccardo Paletti per chiudere questo terzo appuntamento stagionale. Ancora una volta Bonifazzi che è reduce da un avvio sprint, questa volta però c'è stato il contatto in cui è rimasto coinvolto Flavio Fenaroli, e
in maniera molto sportiva Bonifazzi ha atteso proprio la ripartenza di Fenaroli per riprendere la via della pista. Dunque in fondo adesso troviamo proprio Fenaroli e Andrea Bonifazzi in settima e ottava posizione, invece davanti ancora Giovanni Diana con Fulvio Casciandrini. È incredibile come in poche ore si sia ribaltata nuovamente la situazione in campionato per la classifica virtuale, perché adesso è Casciandrini che ha nuovamente la possibilità di allungare in classifica, e questo è quello che costantemente troviamo nell'RS Cup, una situazione incerta in classifica, un campionato apertissimo dall'inizio fino alla fine. Rivediamo intanto le fasi di partenza con Diana che è andato a chiudere subito la porta su Casciandrini. Ottimo lo start di Fenaroli, che addirittura era arrivato fino alla seconda posizione. Nel mezzo ha trovato uno spiraglio Bonifazzi, ma ha battezzato male la frenata e è arrivato al contatto proprio con Fenaroli, che ha atteso anche il transito di tutto il resto del gruppo, e lo stesso Bonifazzi che poi è ripartito in ottava e ultima posizione. Qui invece Mario Beltrami che si sta difendendo sulla coppia di Go Race con Cipolla e Mariella in quarta e quinta posizione. Si fa vedere proprio Ercole Cipolla. Tanto attenzione anche davanti. Qui invece Bonifazzi che probabilmente è costretto a ritirarsi addirittura da questa gara dopo i danni riportati all'anteriore destra nel contatto del primo giro. Attenzione perché Casciandrini ci ha provato su Diana, ma adesso in uscita dalla seconda S è Diana ad avere la meglio con il vantaggio accumulato in questa parte della pista. Peraltro la vettura di Casciandrini che presenta anche lo sticker in questo weekend, ci ha tenuto a ricordarlo sui propri canali social. Invece qui era già riparata con il nastro americano la vettura di Bonifazzi, completamente danneggiata, come anche questa mattina, danni riportati però nel lato opposto. Seguiamo anche qui la battaglia tra Beltrami che ha perso la posizione da Cipolla, che dunque sale in zona podio che ha già conquistato 2 stagioni fa proprio qui a Varano. I 2 successi di Riccardo Rogari, che è impegnato con la Coppa Clio Italia in questo fine settimana, e poi il successo di Paolo Tartabini, la doppietta di Seven Hills Motorsport davanti a Andrea Bonifazzi per gara 2. Dicevo, la vettura di Casciandrini ci ha tenuto al ricordo di Kyle Busch, tristemente scomparso di recente, colpito da un malore improvviso che lo ha costretto a essere fuori dai giochi nell'appuntamento di Charlotte, poco prima proprio dell'appuntamento di Charlotte. Purtroppo una perdita nel mondo del motorsport, molto sentita ovviamente oltreoceano, ma come vedete anche da ricordo di Casciandrini un affetto che arriva anche in Europa. Intanto qui addirittura liquidi che perde dalla parte del radiatore proprio Bonifazzi. Ci sarà da intervenire per Seven Hills Motorsport in attesa di portare poi la vettura in pista per il weekend di Vallelunga. Ci sarà ancora più di un mese però di attesa per il prossimo round, e Casciandrini che prova a rompere gli indugi. Adesso abbiamo invece Cipolla che ha registrato l'1:17.495, il giro più veloce di questa gara. Scatenato Ercole Cipolla come forse mai l'abbiamo visto all'inizio di questo campionato. Prova addirittura ad avvicinarsi alla coppia di testa che è ingaggiata in questa battaglia. Incrocio di linee per Casciandrini, rimane però davanti. Già abbiamo potuto apprezzare quanto sia stato abile in gara 1 Giovanni Diana nella difesa sull'esperto Andrea Bonifazzi. Al passaggio in curva 9, seguito poi da Casciandrini, la zona in realtà dove è difficile cercare il sorpasso, ci prova quasi poi nel ferro di cavallo Casciandrini. Richiamo verso destra, ancora verso destra, ultimo cambio di direzione per la 13 e la 14, a sfiorare anche la ghiaia, che fra l'altro è stato proprio il punto che ha tratto in inganno Ercole Cipolla nel corso di gara 1.
andato a pizzicare la gara in uscita da curva 14, il testa-coda che comunque non ha riportato danni gravi sulla vettura di Go-Race numero 67, però è stato costretto poi ad arrivare praticamente in fondo. Intanto attenzione perché Fenaroli sta riprendendo il passo, addirittura dall'esterno qui di Mariella alla parabolica, resiste però il pilota di Go-Race, sono ancora appaiati, può sfruttare anche un po' di scia di Mario Beltrami nell'allungo che porta a curva 4. Continuiamo a seguire in questa doppia operazione perché davanti Casciandrini è vicinissimo, separato da soli 3 decimi il primato in classifica di Giovanni Diana e l'inseguitore principale Fulvio Casciandrini dopo 6 minuti di gara, e invece Fenaroli che si è liberato nella zona delle S di Onofrio Mariella e riesce alla curva JKX a completare un bel sorpasso anche su Mario Beltrami. Davvero una gran prova per questo weekend d'esordio di Flavio Fenaroli, protagonista del mondo off-road, nel mondo dei rally, ma comunque potuto acquisire esperienza nelle passate stagioni anche a livello turismo. Attenzione qui all'incrocio preparato e studiato da Casciandrini in percorrenza della nuova variante, difende però alla traiettoria più interna Giovanni Diana e dunque rimane accodato pilota di MC Motortecnica, che però nell'uscita ha una miglior trazione rispetto a Diana, e questa volta è lui ad avere la traiettoria più interna, con Diana che si porta proprio al centro della pista per cercare di chiudere la porta. Ci riesce, ma è costretto poi al taglio. Vediamo come rientra con Casciandrini, che dunque prende la vetta della classifica, e questi sono 25 punti pesanti in ottica campionato, perché Bonifazzi non è riuscito ad andare oltre la seconda posizione in gara 1 e invece è stato davvero abile Casciandrini qui nel mettere pressione e portare all'errore Giovanni Diana. E adesso ho lasciato in pasto anche Ercole Cipolla, che continua a registrare ottimi parziali, 17,7 l'ultimo passaggio. Attenzione anche a Fenaroli, che una volta liberatosi della coppia Beltrami-Mariella registra il miglior tempo assoluto nel settore centrale, 163,8 la velocità di punta, velocità anche più alte rispetto a quelle registrate questa mattina, quindi temperature più basse che lasciano anche sfogare i motori. Attenzione però perché dalla telecamera c'è un po' di pioggerellina e quindi potrebbe ancora andare a creare e a cambiare le carte in tavola nel corso di questa gara finale del fine settimana da Varano, una volta che Fenaroli invece ha preso il largo rispetto a Beltrami e Mariella. Questi due sono entrati in battaglia per la quinta e sesta posizione. Allunga Casciandrini davanti, 34,2, replicato quasi al millesimo da Giovanni Diana, però nel primo riferimento 34,6 per Cipolla, che forse ha commesso un piccolo errore, addirittura 34,0 per Flavio Fenaroli, che continua a essere pilota più veloce in pista, 1,17,028 per Fenaroli, che è distante sì dal riferimento assoluto registrato 2 anni fa da Riccardo Rogari e dalle qualifiche di questa mattina. Bisogna però considerare anche quelle che sono al momento le condizioni in pista, una pista anche piuttosto scivolosa fuori dalla traiettoria principale, con la presenza dei marble lasciati dall'attività chiaramente della giornata, ma poi anche questa incognita pioggia, l'incognita meteo, che può ancora andare a rovesciare le sorti della classifica, con Diana che adesso va ad affrontare curva 2 e curva 3, chirurgico sulla linea bianca per sfruttare tutta la pista, poi un po' lungo invece in percorrenza in uscita proprio della parabolica. Vediamo adesso il raffronto tra i due al passaggio del primo intermedio, con 34,2 per Casciandrini, replicato ancora da Diana. Tanto attenzione perché arriva già una prima importante segnalazione dalla direzione gara, che ha preso una decisione riguardo al contatto del primo giro. Andrea Bonifazzi dovrà scontare 4 posizioni in griglia nel prossimo appuntamento di Vallelunga. Nella prossima gara qui prenderà parte dunque la prima manche di Vallelunga. Questo da sottolineare proprio in ottica campionato, come si sia ribaltato tutto nell'arco di poche ore al termine di questo weekend di Varano.
Passaggio sul traguardo adesso per Casciandrini dopo 10 minuti di gara. Ottavo giro completato in 17,7 per il leader, 17,4 per Diana che replica, anzi no, è il miglior passaggio personale di Giovanni Diana, miglior personale nel settore centrale, nell'ultimo settore. Buon riferimento comunque anche nel primo parziale e adesso si avvicina, è praticamente francobollato a mezzo secondo dalla vettura di Fulvio Casciandrini, e invece un po' perso la coda dei primi due Ercole Cipolla, che a sua volta deve stare attento alla rimonta di Fenaroli, che continua a registrare tempi incredibili, addirittura 16,9, il nuovo passaggio più rapido proprio di Fenaroli, che però nell'ultimo giro ha completato il passaggio in 17,7, quindi ha alzato un po' il piede. Abbiamo visto già in gara 1 come i tempi si siano alzati, poi nel finale, quando ormai i piloti avevano chiesto tutto agli pneumatici Hankook su queste RS4. Adesso nuovamente in uscita dalla 14 con Casciandrini e Diana separati da 318 millesimi, 16,988, infrange la barriera dell'1,17 anche Giovanni Diana, che è vicinissimo ormai alla vettura di Fulvio Casciandrini, che comincia così già le fasi di difesa, portarsi fuori dall'effetto scia in uscita da curva 2. Adesso alla 3 con Diana che è vicinissimo e si fa vedere all'interno, rimane però accodato per la staccata della prima S, cerca di studiare la miglior linea possibile qui nel tratto centrale, nella zona mista, per avvicinarsi il più possibile alla vettura di Casciandrini. Sembra averne un po' di più in questa fase Giovanni Diana, che punta a bissare il successo di gara 1, invece 25 punti che sarebbero fondamentali in campionato per Fulvio Casciandrini per riportarsi con di fatto una gara di vantaggio, oltre una gara di vantaggio su Andrea Bonifazzi, e soprattutto Bonifazzi che dovrà scontare 4 posizioni in griglia nell'appuntamento di Vallelunga. Situazione in questo momento anche stabile per il meteo, che sembra ancora dare tregua ai piloti, non vediamo azionarsi i tergicristalli davanti alle vetture. Adesso si è alzato il passo anche per Diana, che ovviamente è ormai francobollato alle spalle di Fulvio Casciandrini. Stiamo per arrivare proprio alla conclusione della metà di gara, anzi abbiamo già passato la metà di gara, i 25 minuti previsti, con primo settore adesso ancora in 34,2 per Casciandrini e per Diana, 34,3 per Cipolla, 34,206 per Flavio Fenaroli, un distacco di soli 378 millesimi tra i primi due, 4 secondi e mezzo invece tra Giovanni Diana e Ercole Cipolla, 3 secondi a separare quest'ultimo da Flavio Fenaroli per cercare di difendere il podio per Go-Race. Adesso nuovamente sul traguardo, sulla linea di partenza e di arrivo per Fulvio Casciandrini, che rimane sul suo ritmo, 17,6, fotocopiato da Giovanni Diana. Rimane sul passo che gli permette di essere più comodo nella guida, nonostante la figura così ingombrante dietro di Giovanni Diana, che continua a mettere pressione. È riparata anche la parte posteriore di Diana dopo il contatto con Bonifazzi in gara 1. Questa volta è lui ad inseguire il primato, il pilota in vetta alla classifica, quasi al contatto, addirittura quasi a spingere in questa fase Giovanni Diana la vettura di Casciandrini in percorrenza rapida alle S, con attenzione qui il bloccaggio alla X. Ci prova allora a farsi vedere all'interno Diana, deve però desistere e riaccodarsi
alle spalle di Fulvio Casciandrini, che affronta l'ingresso al ferro di cavallo, doppia curva verso sinistra e cambio di direzione a destra. Non c'è un attimo di respiro con Casciandrini che adesso ritorna sul traguardo nella centrifuga dei 2350 metri di Varano. Dietro anche c'è Fenaroli che si avvicina in lotta per il podio. Percorrenza adesso della nuova variante, della prima chicane, con Casciandrini aggressivo sui cordoli, ma è Diana che cerca di fare sempre più velocità in curva e qui quasi a spingere verso l'esterno. Casciandrini si porta dunque appaiato Giovanni Diana. Battaglia tra Faro Racing e tra MC Motortecnica per la vittoria di questa gara 2 da Varano. Il terzo appuntamento, la conclusione della prima metà di stagione 2026. Questa volta attenzione perché non è finita, sembrava effettivamente conclusa la manovra di attacco, ma qui non c'è spazio, chiude la porta Giovanni Diana e si porta così al comando con Casciandrini, un po' stizzito dalla manovra di Giovanni Diana, che segnala con i fari l'aggressività del pilota di Faro Racing, che però in questo momento sta dando tutto per provare a conquistare la doppietta a Varano. Questa volta è proprio Giovanni Diana a tornare sul traguardo davanti a tutti. 1:20.0 addirittura Casciandrini, che è stato costretto ad alzare il piede, quasi a frenare praticamente all'ingresso della S. Era un punto comunque molto veloce, difficile entrare con due vetture appaiate e davanti, anzi dietro Cipolla, che vede l'accaduto, probabilmente inizia ad avere anche un po' di chance per provare ad avvicinarsi alla vittoria di Casciandrini. Abbiamo visto anche la portiera completamente divelta di Flavio Fenaroli, che però ha il giro veloce in questa gara e quindi comunque un contatto al primo giro con Andrea Bonifazzi che non gli ha precluso la possibilità di essere tra i più veloci in pista anche in questa gara 2. Può essere soddisfatto, podio o meno, anche in questa seconda manche del fine settimana d'esordio Flavio Fenaroli nella RS Cup. Passaggio adesso alle spalle di Luciano Moscatello, che tra poco verrà probabilmente doppiato dal vertice di gara. 1:17.8 adesso si è ristabilito il ritmo per la coppia di testa, 17.9 per Cipolla, 17.8, passo praticamente uguale per i primi 4, sul filo dei decimi, dei centesimi quasi, le prime 4 posizioni separate da 7 secondi e 3. Adesso è Giovanni Diana che prova a impostare il ritmo. 34.0, il primo settore è davvero ottimo, quindi attenzione anche alla caccia per il giro veloce, che non dà punti aggiuntivi in classifica, ma fa comunque tanto onore e soprattutto conquistarlo nel finale, che vuol dire che il pilota si trova davvero a suo agio con il setup della vettura. 34.3 invece per Casciandrini, continua ad avvicinarsi Fenaroli, adesso a 2 secondi e 4 da Ercole Cipolla. Rivediamo invece la manovra qui iniziata già dalla parabolica con la finta di Giovanni Diana, che poi ha trovato però uno spiraglio all'interno, sorpasso completato quasi alla S, perché è arrivato lungo proprio il pilota di Faro Racing, ma in uscita da curva 5 è stato così nella difesa su Casciandrini, è riuscito dunque a prendere il largo. Casciandrini non contento della difesa da parte di Giovanni Diana, ma fa parte comunque del panorama delle ruote coperte. Bandiera blu che viene segnalata per
Moscatello, segnalazione anche con gli indicatori luminosi per Giovanni Diana, che dunque passa così. Moscatello un po' più in difficoltà invece il doppiaggio di Fulvio Casciandrini, addirittura ha dovuto tirare la staccata dall'esterno della 10, è arrivato al bloccaggio, probabilmente ha pagato qualcosa nell'ultimo settore, lo scopriremo tra pochi secondi. L'ultimo parziale in 25-3 per Diana, 25-3 anche per Casciandrini, quindi comunque un settore rapido per Fulvio, che alla fine però perde 3 giri, 3 decimi chiaramente. Quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gara, e quindi davvero agli sgoccioli di questo weekend di Varano, con Cipolla che sta mantenendo il terzo posto, distacco che però si è assottigliato a 1 secondo e 4 nei confronti di Flavio Fenaroli. Battaglia anche per la categoria over 50 con chiaramente Ercole Cipolla che è al comando della categoria, con l'assenza e ritiro di Andrea Bonifazzi davanti a Mario Beltrami e Onofrio Mariella. Completare le 3 posizioni virtuali sul podio della categoria gentleman. Qui adesso gli ultimi 3 minuti con un nuovo passaggio completato, in testa alla corsa 18-1 per Giovanni Diana, 17-7 per Casciandrini che riprende ritmo e guadagna. Invece attenzione qui a Fenaroli, che forse è stato protagonista di un'escursione. Stavo guardando i tempi, girandomi, c'è stato un po' di polvere alzata in uscita dall'ultima curva. Qui fase delicata di doppiaggio per Ercole Cipolla nei confronti di Luciano Moscatello. Tra poco il doppiaggio che verrà effettuato anche da Flavio Fenaroli. Primo settore dove Casciandrini guadagna ancora 2 decimi su Giovanni Diana, 34,7 però rispetto ai 34 bassi che abbiamo visto in precedenza denota una stanchezza proprio degli pneumatici, ma c'è poco tempo per pensare adesso alla gestione perché mancano meno di 2 minuti e quindi piloti che sono concentrati sul cercare di rimanere nella traiettoria ideale nella maniera più veloce possibile in questa fase di gara. Vediamo come Casciandrini, uscita dall'ultima curva, sia più cucito al cordolo, ma questa volta l'ultimo settore è a favore di Giovanni Diana. Alla fine del giro comunque 18,3 contro il 18,5, praticamente pari. Ci sono sì questi 2 decimi a favore di Giovanni Diana che possono firmare il successo secondo consecutivo per il pilota di Faro Racing. Andrebbe a riconquistare i 18 punti presi da Bonifazzi invece Fulvio Casciandrini, con la differenza che Bonifazzi è ritirato e dunque non riuscirà a portare a casa i 4 punti dell'ottavo posto. Ultimo minuto, non è questo però l'ultimo giro, sarà il prossimo, l'ultimo passaggio per Giovanni Diana, per Fulvio Casciandrini, per Ercole Cipolla sul podio. Tornano adesso ad abbassarsi i tempi, probabilmente anche qualche doppiaggio che ha fatto alzare un po' i riferimenti nel primo settore, con Diana che arriva leggermente al bloccaggio alla curva 10 e affronta così la chicane 13 e 14, e adesso sì che inizia l'ultimo giro per Giovanni Diana. Arriva una segnalazione, un avvertimento per track limits per la vettura numero 29, quindi deve stare attento comunque il leader della corsa in questi ultimi 2 km e 3 da affrontare, anche se il vantaggio è di 1 secondo e 4 su Fulvio Casciandrini, che può gestirlo in questo finale sul pilota di MC Motortecnica. Invece Fenaroli che non è riuscito ad avvicinarsi a Ercole Cipolla e quindi si sta profilando il podio anche per Go Race.
con il primo podio stagionale di Ercole Cipolla alle spalle di Casciandrini e Giovanni Diana, che a questo punto farebbe anche un bel balzo in classifica con questi 50 punti conquistati. Era già terzo alla vigilia di questo appuntamento, ma era distante rispetto a Casciandrini e Bonifazzi. Va a guadagnare tanti punti al termine di questo fine settimana, termine di settimana in cui adesso si affaccia anche un timido sole per accompagnare i piloti sulla bandiera scacchi, con Giovanni Diana che completa la doppietta, riesce a replicare lo stesso lavoro fatto nella Coppa Clio Italia da Alex Lancellotti, doppietta anche nell'RS Cup per il pilota partito dalla pole position. Giovanni Diana davanti questa volta a Fulvio Casciandrini, che si riporta saldamente al comando della classifica generale. Attenzione però a Giovanni Diana che, come detto, recupera punti, e poi il primo podio di questa stagione per Ercole Cipolla, che vince fra l'altro anche nella categoria over 50 per la prima volta. Dunque, dopo il successo di Mario Beltrami, che è riuscito a salire proprio sul terzo gradino del podio al Mugello in gara 1, adesso è la volta di Ercole Cipolla, che porta dunque anche i colori di Go Race, la livrea con lo sticker di Hulk sul podio. Superpoteri per Ercole Cipolla nell'arco di questa gara 2. Eccolo qui, proprio pilota di Go Race, inseguito fino alla fine da Flavio Fenaroli. Terza e quarta posizione al debutto per pilota con il numero 93. Qualche botta riportata da questa gara. Da segnalare però comunque la grande rimonta, perché praticamente dal fondo, dalla settima posizione, è riuscito a riportarsi lì vicino al podio, con anche la gioia di conquistare il giro veloce in questa gara 2. Ultime highlights del weekend con la RS Cup. Subito lo start è stato uno dei momenti cruciali di questa gara, perché Giovanni Diana è riuscito a difendere la prima posizione, ma nel mezzo tra Fenaroli e Casciandrini sbagliato completamente la frenata Andrea Bonifazzi, contatto che ha costretto poi il pilota di Orvieto al ritiro, e soprattutto dovrà scontare 4 posizioni in griglia nel prossimo appuntamento di Vallelunga, e permettono anche a Casciandrini di riallungare in classifica. Casciandrini che si era portato nel frattempo in testa alla classifica, qui invece la rimonta forsennata da parte di Flavio Fenaroli all'interno, prima su Mariella e poi su Mario Beltrami. Questo è il tentativo, anzi l'errore in realtà iniziale di Giovanni Diana, il momento in cui Casciandrini si è preso la leadership, poi il controattacco, la risposta di Giovanni Diana, che è stato il più abile nella fase centrale, nonostante questa manovra che non è andata giù a Fulvio Casciandrini, con il sorpasso poi completato nella zona delle S. Qui il lungo invece di Flavio Fenaroli all'inseguimento di Ercole Cipolla, e dunque alla fine le posizioni sono rimaste invariate, con Diana, Casciandrini e Cipolla l'ultimo podio che annotiamo da questo fine settimana. Cipolla che vince anche nella classe over 50 davanti a Fenaroli quarto, Beltrami in quinta posizione, secondo invece di classe over 50 Mariella, sesto assoluto e terzo di categoria, Moscatello Bonifazzi unico ritirato da questo appuntamento. Immagini dunque conclusive, scorrono i titoli di coda da questo terzo Racing Weekend targato PNK Motorsport. Ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta streaming su YouTube e su canale Facebook di PNK, la possibilità di rivedere anche tutte le azioni salienti on demand sul canale. Vado a ringraziare ovviamente la produzione di Forma Communication per il supporto dalla regia, la messa in onda con le immagini da Varano dei Melegari. Ringrazio ovviamente l'Autodromo di Varano, protagonista in questo fine settimana all'insegna della tradizione del motorismo storico, che è tornato all'interno dei programmi di PNK Motorsport. Infine un ringraziamento anche a tutti gli sponsor partner proprio
delle serie di PNK Motorsport che torneranno tra poco più di un mese a Vallelunga nel weekend del 19 e 20 luglio. Grazie ancora per averci seguito, un saluto e alla prossima!